Buongiorno a tutti, sono Chiara Zambon, sono il DPO dell'ULSS Euganea. DPO, un acronimo che sta a significare Data Protection Officer, ovvero responsabile protezione dati, una funzione che è innovativa con l'avvento del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. E per introdurre questa materia, che è alquanto singolare, io vi propongo fin da subito un video che titolato I tuoi dati sono un tesoro, che è prodotto proprio dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nazionale, quindi il nostro garante dei dati. Buona visione. All'inizio la tua privacy è al sicuro. Poco dopo sarai Anna. Sarai una data di nascita, un gruppo sanguigno, un codice fiscale. Noi del Garante per la protezione dei dati personali da più di 20 anni proteggiamo la tua identità, la tua riservatezza, i tuoi diritti. Per questo abbiamo iniziato introducendo soluzioni utili per tenere al sicuro le tue informazioni riservate, come quella semplice linea che per la prima volta ha dato valore alla tua privacy. Oggi, per lo stesso motivo, monitoriamo con attenzione l'evoluzione dei social network e interveniamo affinché le nuove tecnologie possano essere uno strumento sicuro per tutti, specialmente per i minori, in modo che possano scoprire il mondo più protetti dai rischi. E anche quando decidi di condividere la tua vita online, noi del Garante ti aiutiamo a farlo in maniera consapevole, evitando che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate e interveniamo in caso di violazioni. Abbiamo a cuore il tuo diritto alla libertà, soprattutto ora che il nostro lavoro è diventato una vera e propria sfida, in un mondo sempre più digitale, dove ogni dato personale può essere tracciato e memorizzato, con il rischio che venga utilizzato anche a tuo svantaggio. In questi anni abbiamo sempre dato il nostro contributo per avere norme rispettose della privacy, affinché i tuoi dati personali vengano usati in maniera corretta e tu possa sempre esercitare i tuoi diritti, come rettificare i dati non aggiornati o cancellare quelli che non ti rappresentano più. Noi ci siamo, specialmente nei momenti in cui sei più fragile, proteggendo i tuoi dati sanitari, un bene prezioso che ti appartiene. Abbiamo fatto tanto, ma c'è ancora molto da fare. È il momento di pensare al futuro, alle nuove sfide che abbiamo già iniziato ad affrontare. Tutto può cambiare, ma una cosa è certa. I tuoi dati sono un tesoro da proteggere insieme. I trattamenti di dati personali in un'azienda sanitaria, nell'ambito di attività di cura, di governo e di ricerca, nonché amministrativa di supporto, è l'attività che svolge il personale aziendale e che avviene mediante la messa in atto di processi ben definiti. Indirettamente questi processi comportano inevitabilmente il trattamento di dati personali che sono disciplinati, il trattamento che è disciplinato da una specifica normativa a carattere europeo e nazionale di recente aggiornamento. Questa disciplina è necessario che sia ben conosciuta ed applicata con scrupolosità al fine di consentire la messa in atto di un vero e proprio sistema di gestione aziendale per la protezione dei dati personali. E come avete visto dal video, i concetti di riservatezza, privacy e protezione del dato sono diversi, ma sono complementari. Quando parliamo di riservatezza ci riferiamo alla confidenzialità, ovvero a quel valore e a quelle modalità tali per cui noi desideriamo che i dati che parlano di noi rimangano appunto confidenziali ad un soggetto per il quale noi autorizziamo la condivisione. Quando parliamo di privacy parliamo proprio di quel diritto, tutta quella serie di norme che tutelano il soggetto dalle interferenze arbitrarie
rispetto all'utilizzo del dato che parla dello stesso. Quando poi invece ci riferiamo alla protezione dei dati, ed è questo il concetto evolutivo che andremo a trattare più nello specifico, intendiamo tutta quella serie di diritti che consentono al soggetto di avere un controllo diretto rispetto alle proprie informazioni. Privacy e protezione dei dati sono diritti fondamentali tutelati dal nostro ordinamento e da strumenti internazionali. La privacy purtroppo però a volte viene percepita come un adempimento, come un mero adempimento, e la protezione dei dati molto spesso come un labirinto all'interno del quale compaiono strade la cui percorribilità è molto incerta. Occorre però davvero un cambio di prospettiva. Il regolamento europeo per la protezione dei dati del 2016/679 come numerazione è davvero uno strumento che è stato concertato a livello europeo per consentire la libera circolazione dei dati in un ambito protetto degli stessi. E proprio questa norma è molto complessa e molto variegata dal punto di vista dei dettati, ci porta in primis a porre un accento rispetto al rispetto dei diritti delle persone, ma utilizza come strategie l'individuazione del rischio all'utilizzo del dato per quanto riguarda quei diritti e quelle libertà delle persone stesse, e quindi invita i soggetti che trattano il dato a svolgere una valutazione di impatto. Ci porta poi indubbiamente a conoscenza di alcuni strumenti che possono facilitare questa valutazione e consentono di mantenere attivo un sistema di risk management del dato stesso, e che possono contribuire validamente a impiantare un valido numero di misure tecniche e organizzative che contribuiscano appunto a far sì che il dato possa rimanere ad essere protetto. Il regolamento ci sottolinea che sono 3 fondamentalmente le cose che contano per poter attivare un sistema di protezione del dato personale. La prima, la conoscenza di principi e di diritti. La seconda, i ruoli nel trattamento dei dati personali. La terza, nell'accountability, ma andiamo ad esplorarle una a una. Per poter apprendere principi e diritti bisogna avere precedentemente chiaro due concetti fondamentali: il concetto di dato personale e il concetto di trattamento del dato personale. Che cos'è il dato personale? È qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, il cosiddetto interessato, che permette di identificare direttamente o indirettamente lo stesso. I dati che identificano quali sono? Il nome, il cognome, un numero di identificazione, dati relativi alla propria ubicazione, un dato identificativo online, elementi caratteristici della fisicità del soggetto, quindi dal punto di vista fisico, fisiologico, genetico, psichico, economico, culturale, sociale. Tutti questi sono i cosiddetti dati personali, parlano della persona, per esempio il suo indirizzo, la localizzazione, la sua identità online, informazioni relative alla salute, informazioni relative al suo reddito, opinioni politiche e religiose, eccetera. Il dato appunto può diversificarsi in alcune altre sottospecie. Parliamo di dato personale comune quando identifico direttamente il soggetto, ovvero dati anagrafici, dati di immagini,
oppure quando lo identifico in maniera diretta, numero di identificazione come un codice fiscale, un indirizzo IP, un numero di targa e quant'altro. Il dato personale può anche essere dato particolare e rientrano in questa categoria le specie di dati di origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona. Il dato personale può anche essere quello relativo a condanne penali o a reati, è il cosiddetto dato giudiziario. Un altro dato personale è il dato genetico e il dato biometrico, che sono dati che identificano in modo univoco la persona. Come vedete nella slide, la freccia indica più o meno la potenzialità lesiva dell'informazione rispetto ai diritti e le libertà delle persone fisiche. Va da 0 a 4 il grado di maggior potenzialità lesiva a seconda che il dato sia anonimo, quindi che non riesca la persona non si riesca ad identificare dallo stesso, oppure a mano che c'è un riferimento sempre più preciso, tipo il dato personale comune a impatto 1, il dato personale relativo a categorie che abbiamo citato prima a impatto 2, il dato giudiziale a impatto 3, fino al dato genetico e biometrico che è un dato a impatto 4. Quindi va da sé che più i dati che corrispondono a queste categorie sono da considerarsi più o meno riservati. Che cos'è il trattamento? È una qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, i cosiddetti archivi analogici e o digitali. Quindi parlo di trattamento, per esempio quando parlo di raccolta, di registrazione, di organizzazione, di strutturazione, di conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione del dato, quali il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e o la distruzione. Compreso questo, andremo a capire che tutti i dati che appartengono per esempio alla nostra utenza quale azienda sanitaria prevedono una serie di trattamenti nel corso del processo per i quali vengono raccolti e nello specifico, come racconta la slide, sicuramente i dati vengono dapprima raccolti, poi se ne ha l'accesso, potenzialmente il soggetto può poi accedere agli stessi una volta che sono prodotti elaborati. I dati sono oggetto di conservazione, quindi di archiviazione per varie fattispecie, ma possono essere anche oggetto di rettifica e modifica, di trasferimento e a conclusione della filiera anche di cancellazione. Nella nostra azienda cosa accade? Accade che è in corso un processo di digitalizzazione, ovvero una modalità attraverso il quale i processi prima descritti avvengono con l'ausilio di strumenti informatici. Infatti sussistono nella nostra realtà ancora due modalità, sia la modalità analogica che la modalità digitale. Infatti possiamo dire che i trattamenti dei dati in azienda USAE Ugane ad oggi avvengono con modalità mista. E quindi perché vengono trattati in maniera analogica, ovvero ancora con il supporto della carta, quindi implicano una conservazione, una gestione tale per cui deve essere protetta la visibilità, la sottrazione, la riproduzione, l'alterazione o la distribuzione abusiva degli stessi. Quindi le misure che saranno messe in atto per proteggere tali dati prodotti in maniera cartacea saranno per esempio la limitata accesso a persone che non sono autorizzate,
il prelievo da archivi con modalità che tenga traccia dell'avvenuta prelievo, la custodia degli stessi, la condivisione con persone che ne hanno la necessità e le finalità di condivisione sono previste dagli ambiti di lavoro. La distruzione degli stessi avvenga mediante strumentazione apposita, i cosiddetti distruggi documenti. Per quanto riguarda i trattamenti che invece avvengono con modalità digitale, ovvero con il supporto di un applicativo informatico, la costruzione degli archivi è cosiddetta costruzione di archivi digitali, ovvero di banche dati digitali. E questo avviene ogni qualvolta, accedendo al sistema informatico, si predispone l'aggiornamento di dati attraverso modalità applicative piuttosto che modalità di condivisione. Questo è un processo che è in fase di definizione e che è in continua evoluzione. Abbiamo detto che uno dei 3 punti di partenza, fatto la premessa del concetto di dato personale, il concetto di trattamento, abbiamo detto che il punto di partenza sono i principi, e questa slide li riassume davvero in maniera schematica. Riporta infatti il dettato dell'articolo 5 del regolamento europeo, e il regolamento ci dice che i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. I principi quindi sono di liceità, correttezza e trasparenza. I dati devono essere raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente devono essere trattati in maniera tale che ciò non sia incompatibile con la finalità. Quindi questo è il cosiddetto principio della limitazione della finalità. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Questo per quanto riguarda il principio della minimizzazione del dato stesso. Ma il regolamento parla anche di esattezza, ovvero ci impone che gli stessi siano esatti e, se necessari, siano costantemente aggiornati. Quindi devono essere poste in essere tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Secondo invece il principio della limitazione della conservazione, il regolamento fa sì che porre l'accenno sul fatto che i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo che non sia superiore al conseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti. Ed infine, per il principio di integrità e riservatezza, il regolamento rimanda al fatto che i dati debbano essere trattati in una maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante specifiche misure tecniche e organizzative adeguate agli stessi, e affinché non siano oggetto di azioni illecite o di perdita o di distruzione o di danno anche accidentale. Portiamo qui più nel dettaglio anche in queste slide quanto finora detto, quindi liceità, principio di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità del trattamento, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Ecco qua sempre il primo punto di partenza che richiama il garante e il regolamento stesso sono i diritti. I diritti che sono contemplati nella parte del regolamento che va dagli articoli 15 agli articoli 22 del regolamento UE, e nello specifico si tratta del diritto all'accesso, articolo 15, rettifica, articolo 16, 17, cancellazione o cosiddetto oblio, 18, limitazione del trattamento, articolo 19, notifica di rettifica e cancellazione, articolo 20, diritto alla portabilità, e questa è una novità nel diritto proprio di protezione del dato, il diritto di opposizione, articolo 21, e infine il processo decisionale automatizzato, l'articolo 22.
Importante ricordare però anche gli articoli 13 e 14 che rinviano al principio di trasparenza. Eccoli ad uno. Allora, il diritto di accesso è quel diritto che prevede che in ogni caso il soggetto interessato cui il dato si riferisce possa avere il diritto di ricevere una copia dei dati che lo riguardano e che sono nell'ambito del trattamento, di ogni trattamento o di qualsiasi trattamento per il quale si chiede l'accesso stesso. Il diritto di rettifica è quel diritto attraverso il quale, anche attraverso una dichiarazione integrativa, l'interessato può richiedere una limitazione al trattamento. L'articolo invece 17 ci parla di diritto alla cancellazione all'oblio. Questo è un cosiddetto diritto di cancellazione e questo obbliga chi tratta il dato anche in alcuni casi a cancellare e quindi a limitare il trattamento stesso. Questo per quanto riguarda il dato trattato per interesse pubblico rilevante ha una limitazione, perché per esempio i dati di salute, che sono una fattispecie, non consentono il diritto di cancellazione. Ecco perché vengono predisposte modalità e misure alternative, quali per esempio il diritto all'oscuramento, ma di questo bisognerà fare un più specifico approfondimento. Il diritto alla portabilità, come dicevo prima, è una novità nell'ambito della protezione dei dati, nell'ambito dei diritti di privacy, perché è quel diritto che il soggetto ha di ottenere i dati in un formato interoperabile e di poterli così trasferire ad un altro titolare. Il diritto di opposizione è un onere a capo del titolare di poter dimostrare interessi legittimi e cogenti prevalenti affinché possa egli stesso appunto opporsi ad eventuali modalità di replica. Per ultimo, l'articolo 22 pone un divieto relativamente alle decisioni unicamente automatizzate con effetti giuridici o significativi, salvo un consenso esplicito oppure salvo un contratto che ne preveda appunto il divieto di decisione unicamente automatizzata e ci siano degli obblighi di norma. Quindi l'interessato, ovvero il soggetto cui i dati si riferiscono, ha il diritto di ricevere tutte le informazioni, abbiamo capito, ma fondamentalmente diventa importante e un documento fondamentale, secondo l'articolo 13 e 14 del regolamento, la cosiddetta informativa, ovvero un documento che dichiari all'interessato alcuni elementi rispetto al trattamento e nello specifico ogni macroprocesso dovrà predisporre la sua specifica informativa dando indicazioni rispetto alle tipologie di modalità di trattamento del dato stesso, ma anche i riferimenti e i dati di contatto, nonché i suoi diritti ai quali può accedere in merito al trattamento stesso. Fondamentale era, come ci riportava prima il garante, era avere chiarezza rispetto ai ruoli del trattamento e qui è importante che andiamo ad esplorare il concetto di titolare del trattamento, di responsabile del trattamento, di autorizzato al trattamento, che sono sicuramente le soggettività che considera il sistema per la gestione aziendale per la protezione dei dati personali. Il titolare è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un organismo che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento per AULS Sai-Euganea è AULS Sai-Euganea, mediante la sua rete di soggetti che espletano tali trattamenti di dati. Uno di questi, l'autorizzato al trattamento, cioè il soggetto che, a seguito di specifica autorizzazione del titolare, svolge quelle attività di trattamento nell'ambito dei processi di cui dicevamo prima, nell'espletamento quindi della specifica operatività da parte del dipendente, del collaboratore, del convenzionato. L'autorizzato al trattamento, oltre alla specifica autorizzazione, riceve anche specifiche istruzioni di base necessarie al compimento delle operazioni di trattamento dei dati.
Il responsabile del trattamento invece è quella persona fisica o giuridica, quell'autorità pubblica, quel servizio o organismo che tratta i dati in nome e per conto del titolare. È un soggetto esterno al titolare che nello svolgimento di contratti, di specifici contratti di acquisizione di beni e servizi o convenzioni per nome e per conto del titolare espleta trattamenti nello svolgimento di messa in opera di azioni che consentano appunto la fornitura di servizi e o acquisizione di beni. Come vediamo da questo schema della slide, in questo organigramma, quindi titolare del trattamento è la ULSS 6 Euganea, che il titolare ha il suo servizio un responsabile protezione dati, ovvero il Data Protection Officer, ovvero quel soggetto che io qui rappresento, che funge un po' da auditor, da verificatore affinché un sistema protezione dati funzioni nell'ambito dell'azienda, ma utilizza il titolare stesso una serie di delegati del trattamento, cioè dei soggetti che hanno diciamo una sorta di autonomia anche decisionale. La parte per il nostro sistema i direttori di OC, OSD, OS di staff, e l'amministratore di sistema è un soggetto simile delegato del trattamento e tutta una serie di autorizzati al trattamento che operano sotto l'autorità dei suddetti delegati del trattamento. Come dicevo prima, il soggetto autorizzato del trattamento è colui che può trattare e deve trattare i dati nello svolgimento delle proprie mansioni, delle proprie attività, e ci sono una serie di regole basi tale per cui lo possa effettuare per esempio attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, ma prima abbiamo visto quali sono le regole anche per l'utilizzo dei sistemi analogici di trattamento del dato. Quelle riportate nelle slide seguenti sono appunto delle indicazioni di base a cui l'autorizzato del trattamento deve attenersi per effettuare dei trattamenti leciti. Quindi deve farlo con il rispetto dei principi e della normativa in materia di trattamento dei dati personali, conoscendo appunto il regolamento e tutte la normativa di settore. Deve accedere ad archivi cartacei o banche dati elettroniche esclusivamente per ragioni connesse all'esecuzione delle proprie mansioni, evitando di creare nuove banche dati in assenza di una specifica autorizzazione dell'azienda. Deve custodire in maniera corretta i supporti cartacei ed informatici. Non deve comunicare i dati a soggetti esterni non autorizzati al trattamento. In relazione all'utilizzo dei trattamenti delle banche dati informatiche deve utilizzare e deve poter effettuare i trattamenti mediante l'utilizzo di un codice di identificazione personale che è una cosiddetta username e di una password che va ancora di più a personalizzare l'accesso senza fornire la stessa a soggetti terzi, il che potrebbe portare a di inserimenti e a condivisione di dati di persone non autorizzate. Deve osservare misure di protezione e di sicurezza messe in atto dall'azienda e distribuite mediante procedure ed istruzioni operative del sistema gestione e protezione dati personali. Deve impegnarsi ad approfondire competenze tecniche e conoscenze relativamente all'aggiornamento delle misure di sicurezza proprio per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita accidentale del dato o accesso non autorizzato allo stesso. Deve peraltro fornire immediata comunicazione al titolare del trattamento qualora avvenga un incidente di sicurezza o qualsiasi azione che possa incidere sulla riservatezza, sull'integrità e sulla disponibilità del dato personale stesso. Importante, come abbiamo visto e l'abbiamo accennato prima, il responsabile del trattamento è quel soggetto che invece compie sempre i trattamenti ma per conto del titolare. Come vedete dallo schema, un titolare può avere uno o più responsabili del trattamento e che a loro volta possono avere nella filiera delle attività ulteriori responsabili del trattamento. Il tutto viene normato dalla definizione di specifici accordi, contratti che vanno
divengono addendum al contratto di beni e forniture di beni e servizi che il titolare sottoscrive fin dall'avvio e fin da prima del porre in essere il trattamento dei dati stessi. Ecco qua l'ultimo, il punto importante allora rispetto alla protezione del dato e al trattamento del dato è il concetto e il principio della accountability, ovvero tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento, dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è avvenuto conformemente a quanto è previsto dal regolamento. E una possibilità che il regolamento pone in questo sistema di risk management è anche l'adesione a codici di condotta secondo quanto previsto dall'articolo 40 che in qualche modo certificano modalità già contemperanti specifiche misure tecniche organizzative di protezione che quindi il titolare del trattamento non deve porre in essere ma acquisisce tout court e mette in atto nell'immediatezza. Ecco, in questa slide abbiamo evidenza del registro delle attività di trattamenti ed è uno dei primi adempimenti che il titolare è chiamato a porre in essere proprio per mappare tutti i trattamenti, ovvero tutti i processi che nel svolgimento di attività il titolare mette in opera e quindi poter quindi poi definire un documento d'insieme nel quale abbiano evidenza appunto oltre agli ambiti di trattamento anche le modalità, quindi gli applicativi laddove ce ne siano oppure le modalità analogiche laddove ve ne siano, nonché le misure necessarie correlate alla protezione del dato stesso in quegli ambiti di gestione. Il registro stesso implica e prevede una valutazione del rischio, cioè per ogni trattamento va fatta un'analisi che dia evidenza di tutti i potenziali rischi e conseguentemente di tutte le appunto misure di cui parlavamo prima efficienti affinché il dato rimanga integro, lecito, corretto. Quindi capiamo che da un concetto di privacy, ovvero da un concetto di un diritto che parlava di un set di regole minime, ora la normativa ci proietta verso un sistema di protezione del dato personale, ovvero un sistema tale per cui, grazie anche agli ambiti e agli approcci della qualità, avvenga una valutazione e una presa in considerazione del dato proprio di risk management con una serie di misure di protezione in accountability, ovvero in responsabilizzazione. Questa slide rappresenta così il sistema aziendale di gestione e protezione dati personali cui si è dotata la nostra azienda e che, come vedete, riassume un po' tutti i ruoli che abbiamo prima esplorato. Quindi pone il titolare del trattamento a UIS6 Uganea con i suoi soggetti DPO, RPD, NISTAF, e il quale mantiene un collegamento diretto con il garante per la protezione dei dati personali che è l'autorità esterna e funge da piccolo garante nell'ambito della realtà aziendale stessa, facendo in modo di verificare che siano messe in atto tutti quanti gli adeguamenti previsti dal regolamento europeo di cui parlavamo. Ovviamente il titolare del trattamento che ha questo soggetto che gli fa audit e verifica sul sistema deve però avere un ufficio, un supporto tale per cui il sistema sia posto in essere e sia costantemente monitorato. È l'ufficio del sistema gestione aziendale protezione dati personali, ex cosiddetto ufficio privacy, che si trova all'interno dell'unità operativa complessa affari generali. Anche di questo
per la messa in opera di tutti gli adeguamenti, l'ex ufficio privacy non è solo, ma si avvale di un team multidisciplinare, un team di esperti che rappresenta un po' tutte le realtà aziendali e che si rende parte attive per porre al titolare del trattamento evidenza delle criticità relativamente al trattamento dei dati e alle modalità tali per cui le relative misure di protezione tecniche e organizzative vengono poste in essere. Come vedete si riporta la figura dell'autorizzato al trattamento, del preposto e del delegato del trattamento, che fungono proprio come lunghe mani, quindi soggetti che espletano il trattamento e che a loro volta, nello specifico i preposti, vanno poi a nominare i responsabili del trattamento o i contitolari del trattamento. Un ruolo fondamentale è svolto dal delegato del trattamento, che è il direttore dell'UOSD Sistemi Informativi, che contribuisce a porre in essere tutto un sistema di gestione della sicurezza dell'informazione e porre in essere anche tutta quella serie di azioni tali per cui si procede sempre in maniera più spedita ad una transizione digitale ormai di quasi tutti i trattamenti. Fondamentale ruolo, un'altra ulteriore figura posta in essere dal sistema e degli amministratori di sistema, ovvero quei delegati al trattamento con funzioni specifiche di manutenzione, ma non soltanto gestione dei sistemi informativi, che avvengono sotto l'autorizzazione e la gestione del delegato sistemi informativi aziendali. La materia è complessa, come vedete, chiede che ci siano vari ruoli, che ci siano conoscenze e competenze, ma soprattutto che sia organizzata proprio con una modalità di gestione. Ed ecco perché abbiamo bisogno appunto che siano elevati i livelli delle competenze fin da subito, i soggetti che entrano in azienda abbiano delle informazioni base relativamente a questo ambito e possano quindi fin dai primordi essere compliance nella protezione del dato e contribuire ad una circolazione dello stesso in sicurezza e liceità.